Amici bellini, pensavate che vi sareste scampati il video? L'italiano è difficile, comunque sappiate che non è facile. E invece, grazie a Kevin, riusciamo a fare un titolo che praticamente ha un senso e viene cliccato possibilmente perché ha segnato, e c'è questa storia, no? Il capitani, non capitani, Garcia. Parliamone. Esatto, perché sono cominciate insomma le partite internazionali tra amichevoli, qualificazioni e cose varie che riguardano i nostri. Noi siamo sempre in apprensione ad ogni sosta nazionale perché può succedere l'imponderabile. Benvenuto Antonio Cosimo, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, quelli che sono capitati su questo video per la prima volta. Ciao, io sono Valerio Fluido e già vi voglio bene, perché se entriamo in contatto e siamo tutti tifosi del Napoli, vogliamoci bene, lasciamoci like, diamoci hype a vicenda. E hype sicuramente ogni volta che De Bruyne, che è nostro e che fa qualcosa di meraviglioso, ci permette di esultare, perché diventiamo, questa è una cosa, diventiamo tutti un po' tifosi delle nazionali dei nostri giocatori. Credo che sia un sentimento comune. L'Italia sì, ce la guardiamo perché più che altro di Lorenzo, Politano, vediamo se è così. Sono anche curioso di vedere Gattuso all'Opera, e quindi capiremo se facciamo un'altra brutta figura e non andiamo ai mondiali per la terza volta, oppure se riusciamo a farcela. Ma Kevin ha segnato, andiamo a vedere che sta succedendo, perché adesso che voi vedete il video magari le partite sono finite, però nel frattempo io stavo aspettando l'ingresso di Lang, mi interessava non deprimere il ragazzo, ma siamo all'80° e ancora niente. Ci spostiamo per vedere un pochino quello che sta succedendo. La Slovacchia, che colpo, sta quasi per finire, insomma 2-0 contro la Germania, Lobo in campo ovviamente, non un grande score per Lobo, strano. Dopodiché Georgia-Turchia, io distinto mi sono interessato della partita della Georgia perché però poi mi sono ricordato che non è più nostro, però intanto Kvara un gol lo fa, la Georgia perde, la Turchia è una squadra sicuramente interessante perché ha dei giocatori, vedi Yildiz, vedi Arda Güler, i vari Çalhanoğlu, Muldur, insomma Demiral li conosciamo, ma non ci interessa, non parliamo di Kvara, non parlate di Patrizio. Ha pareggiata Polonia, attenzione, io qua volevo vedere Lang all'Opera ancora all'epoca però non era il caso, almeno non è successo ancora. Il pareggio di Johnny Cash, ma insomma vediamo se in questi ultimi minuti entra Lang, mentre il Belgio va liscio contro il Liechtenstein. Tielemans è proprio il pomo della discordia, perché abbiamo letto di queste dichiarazioni di Garcia che dice sì, no, il mio capitano sarà Tielemans, non Lukaku, non De Bruyne, ma Lukaku e De Bruyne sono ancora al centro del progetto. Ora ho letto un pochino le reazioni dei tifosi napoletani a questa cosa, mettendo davanti sempre la solita cosa, Garcia ci odia visto che De Bruyne sta al Napoli, lo fa contro di noi eccetera eccetera. Fa ridere come reazione, ovviamente ironica più che altro, ma non capisco proprio il gesto, cioè sto aspettando, qualcuno me lo può dire nei commenti, una motivazione un po' più seria ci odia e quindi va contro i nostri giocatori. Non credo, anche perché Lukaku non gioca perché è infortunato, ma De Bruyne gioca e segna, e solo dopo aver segnato viene sostituito, e non lo capisco. Cioè nel gruppo Telegram mi arrivavano queste ipotesi, dice Enzo, dice probabilmente perché li vuole far fuori e questo è il primo passo. Io di base direi non cambiare certe gerarchie, io penso che siano stimati, amati, apprezzati, rispettati, non riprezzati, rispettati. Oggi è difficile, oggi non riesco proprio a parlare male. Insomma, fallo quando, perché Lukaku magari infortunio, fuori dal giro nazionale, magari se ne va in Arabia. Di Lukaku ne dobbiamo parlare perché c'è questa cosa delle liste, adesso si parla del suo rientro e vi voglio dire una cosa. È come se voi doveste mettere in moto l'auto e deve esserci quella accanto a mettervela in moto perché non avete la patente, ma se avete la patente ci pensate voi, quindi le cose sono peggiorate
Ma De Bruyne continua a giocare, perché tocchi queste... Non me lo spiego. Se qualcuno ha una spiegazione che sia logica, fatemela sapere nei commenti, perché sono curioso di capire se voi avete capito. Tra i miei pupilli anche teate. Vabbè. Poi sono curioso di capire... proprio zero, oggi zero proprio, di capire. Uruguay-Perù, se Olivera è parte della spedizione. Poi aveva giocato anche Elmas. Contro l'Arabia Saudita hanno perso. Elmas però è entrato dalla panchina, se non sbaglio. Sì, al 60°. Noi dobbiamo monitorarle queste cose, perché partite che per me è difficilissimo seguire, però dobbiamo sapere se è uscito per infortunio, queste cose qua. Ho il log, ecco qua. Mentre registro, ovviamente, chiedete scusa a calzonai, attenzione, lobo a terra. La mia paura si è concretizzata, attenzione. Scusa calzone, non te l'ho mai detto, quando porti una seccia che fa paura. Niente, sembra che non ce la fa. Tragedia immediata, proprio in diretta. Maronna, se no mi bloccano. Vabbè, quel gol di stava scherzando Enzo, va bene, è arrivato, è uscito il sole. È uscito il sole dopo questa cosa. Vedete quello che vi dicevo su Rudy Garcia, non me lo spiego proprio, non lo capisco, non lo voglio neanche capire, lo vorrei capire invece. Non capisco il perché, ma lo vorrei capire. Bello quasi quanto Oriali proprio. Quasi. Anghissà pure ha giocato, uscito al 70°, non ne so niente, speriamo di niente, perché tanto stavano vincendo 3-0, tutto a posto. E poi abbiamo appreso purtroppo ci ha salutato Giorgio Armani, un po' di tristezza generale per un amico vero di De Laurentiis. Sappiamo, io ogni tanto lo ripeto perché non tutti lo sanno, molto spesso scrivono la maglia costa così perché comunque è fatta da Armani. No, Giorgio Armani era talmente amico con De Laurentiis che De Laurentiis aveva bisogno di un marchio. Si chiama credo licensing, cioè tu dai la possibilità a un'azienda che produce delle cose di utilizzare il proprio marchio, il proprio brand, e Armani ha avuto questa cortesia proprio nei confronti di De Laurentiis per la loro amicizia. Poi alla fine i design li fa Seb Valentina, cioè questo sia chiaro. Poi a volte hanno scritto anche con il team che si occupa di Emporio Armani 7, lascia il tempo che trova. Un saluto ovviamente a tutta la famiglia. Tra l'altro Milinkovic-Savic è rimasto, ha rinunciato alla convocazione per ambientarsi meglio con il Napoli. Qua possiamo parlare di quella competizione positiva, nel senso che Meret va in nazionale, io resto perché così mi faccio vedere, mi impegno e magari cerco di impressionare, perché parto dietro nelle gerarchie in questo momento e cerco di impressionare l'allenatore. Non è poco sotto un certo punto di vista. E nell'importanza degli allenamenti possiamo far rientrare anche il discorso di Lukaku, possiamo anche spostarci, voi potete lasciare like finale, un video leggero da guardare così sul cellulare di notte mentre vi addormentate, perché Lukaku, qualcuno ha individuato nel 22 novembre la data di rientro del recupero, poi tutti dicono ma come, quello poi è stato messo fuori lista. Sì, volevo dare questa particolarità, questa possibilità che esiste nel poter cambiare due giocatori, escluso il portiere, dalla lista in qualsiasi momento durante la stagione. Ovviamente però quando fai rientrare Lukaku deve uscire qualcun altro. L'indiziato che tutti diciamo è sempre Mazzocchi, ovviamente. Nel momento in cui hai fatto rientrare Højlund è un discorso che o si fa, poi se rientra a novembre comunque deve fare una riabilitazione, probabilmente è un discorso che in generale resta valido per gennaio, dove le liste si riaprono perché c'è l'altro mercato e puoi riassestare quello che è il numero dei 25, dei 17, e quindi in teoria potrebbe anche rientrare. Qualcuno invece parla di un'offerta araba che magari potrebbe allettarlo, perché se non è questo l'ultimo, se non se ne va a gennaio comunque potrebbe essere l'ultimo anno, e insomma è un discorso che faremo più in là. Però la possibilità di farlo rientrare sostituendo un altro dei 17 esiste, niente da fare. Leng non è entrato, ho controllato, mentre nel Belgio ha segnato anche Malik Fofana. Resterà un mini rimpianto forte, e forte, visto che siamo tra di noi, non so vede nessuno questo video, un mini spoiler di una delle formazioni dei miei fantacalci. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora,
questa è a busta chiusa, quindi si fa quel che si può, si cerca di fare degli affari nascosti, poi si deve apparare, bisogna strapagare nella seconda giornata, nella seconda tornata, perché qui sono rimasto senza portiere, eccetera eccetera. Quindi guardate De Gea 56, ma perché l'ho dovuto prendere essendomi scappato il mio primo obiettivo, che non vi dico, così per lasciare un alone di mistero. Quindi ho questa porta un po' strana che non mi fa impazzire, però vediamo, che ho un po' di paura. Okoye è squalificato e ritornerà mi pare dalla 7ª giornata, comunque l'Udinese non mi fa impazzire. Ma già, hai capito, avere Acerbi che posso sbattere in tribuna come ultimo panchinaro in tutte le partite già è una soddisfazione. Bastoni poi preso nella seconda tornata, come Di Lorenzo. Di Lorenzo non lo avevo puntato, ma alla fine non ci aveva puntato. Alle volte con la busta chiusa e tu dici vabbè, ci puntano tutti su Di Lorenzo, spendo i miei crediti da qualche altra parte, e invece Di Lorenzo. Il pur bravo Hermoso, se vedete ho fatto una squadra quasi tutta di meme social, insomma il più bravo Hermoso, poi Tavares, Tomori, perché alla fine io sono mantrista dentro, la difesa è terzino destro Di Lorenzo, Tomori, Bastoni, Tavares, perfetto. Ma ho preso anche Gutierrez perché ci credo molto. A centrocampo il bug con Seisao, El Ainaoi, che secondo me con Gasperini potrebbe diventare un centrocampista d'assalto interessante. Elmas, ho proprio detto, me lo dovete lasciare per forza, è una questione proprio così come l'altro pupillo mio Fazzini. Lobo è il filler, il regolarista, per evitare che, se non gioca né Maldini né Samardzic, che si potrebbero scambiare tra di loro come switch, c'è un Mkhitaryan che gallina vecchia potrebbe fare ancora un po' di buon brodo. E poi in attacco, sempre per il meme, punto molto sulle AO, mi prendo anche Vlahovic a 1, perché 1 lo punto su Vlahovic, poi vediamo quello che succede. L'altro mio pupillo che è Ildiz, perché è l'unico che mi ha dato vibes kvarascheliane, insieme alla doppia punta della Roma, vediamo quale gioca. E poi quello che secondo me è un grandissimo prospetto, che è Pellegrino, e che se non fosse stato Lucca, secondo me il Napoli avrebbe dovuto o potuto affondare su di lui. Veramente un giocatore che mi piace tantissimo. Il fantacalcio sarà anche una scusa per parlare delle altre squadre, così uno guarda, segue e facciamo i nostri recap. Per il resto il vecchietto continua a segnare e a performare, il De Bruyne ce lo abbiamo noi, capitano o meno della sua nazionale non importa, l'importante è che lui non accusa assolutamente nulla, perché è un campione di leadership interna, di esperienza, e quindi va bene così. Grazie per aver segnato, in modo tale che mi hai spinto a fare questo video quasi inutile. Da New York Valerio Friudo è tutto, e ci aggiorniamo domani.